Accendiamo i riflettori sul mondo della scuola. È da tempo che in realtà tra alti e bassi questa problematica è all'attenzione dell'opinione pubblica perché investe tantissime persone, famiglie, docenti, alunni, studenti, assistenti amministrativi, bidelli, insomma dirigenti. Il mondo della scuola abbraccia veramente una fetta larghissima della nostra società, è il fondamento della nostra società e purtroppo la scuola da anni sta vivendo una fase piuttosto difficoltosa, tra manovre contro manovre, tra tagli e tagli, perché si continua a tagliare purtroppo sulla scuola, noi ci ritroviamo in una situazione veramente complessa. Allora, in Calabria la scuola è iniziata già dal 12 settembre e ancora non è stata definita la situazione in tutte le scuole, perché non perché ci sia cattiva volontà da parte di chi è preposto a ciò, ma perché ci sono delle difficoltà oggettive, perché comunque i numeri, le misure cambiano di giorno in giorno, perché non è facile dare risposta a tutto, perché c'è un bacino di precariato che si è allargato dopo gli ultimi tagli crescente, quindi noi cerchiamo di fare il punto con il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Cosenza, Luigi Troccoli. Grazie per aver accettato il nostro invito, e con Pino Assalone della FLC CGL che insomma vediamo spesso sia sui nostri schermi sia in piazza a fianco dei lavoratori della scuola. Grazie. Ecco. Grazie. Allora, ci sono innanzitutto due cose da focalizzare, due situazioni da focalizzare subito. La situazione a Cosenza, a che punto siamo, perché proprio nelle ore scorse si è avviata l'assegnazione delle ultime disponibilità, e poi con Pino il punto invece sulla questione regionale, sulle problematiche come vengono affrontate a livello regionale. Allora, dottor Troccoli, state faticando parecchio e possiamo premettere che si parla delle difficoltà della scuola, ma che il vostro ufficio non ha un organico sufficiente neanche a dare tutte le risposte, e questo non è un particolare da poco? Sì, io la ringrazio la sua emittente di avermi invitato a partecipare a questo incontro, nella speranza che si possa far luce sul raggiungimento della verità, una verità oggettiva, dire in modo da dire le cose come stanno realmente. Mi sarei riservato all'ultimo la considerazione che invece colgo al volo dalla sua introduzione, perché altrimenti non si possono capire certe situazioni, anche certe disfunzioni che si verificano nella gestione del personale della scuola a livello amministrativo da parte dell'ufficio scolastico provinciale. 10-11 anni fa, se ricordo bene, io frequentavo raramente, saltuariamente l'ufficio in funzione di un'altra veste che avevo, nell'ambito dell'amministrazione c'erano 200-250 dipendenti. Oggi siamo a una ottantina, ogni mese ce n'è qualcuno che va in pensione, e tra quelli che vanno in pensione ci sono degli ottimi funzionari, degli ottimi dipendenti, per cui bisogna riciclare all'interno delle competenze verso altre competenze, e con la mole di lavoro che è rimasta invariata, non è che diminuisce il personale e diminuiscono gli impegni. Anzi. Il personale assegnato è sempre, il personale da amministrare è sempre quello, 10-12 mila docenti, altri 3-4 mila non docenti, più le varie fluttuazioni che ci sono, eccetera, più la gestione delle scuole per altri aspetti, o i rapporti con le scuole per altri aspetti. Fatto sta che il personale, devo essere onesto, sta facendo i salti mortali. È ovvio che possono capitare, come dire, delle defaillance, sia perché i tempi purtroppo della scuola, a Salone lo sa benissimo, ci sono delle tempistiche impietose. Entro tale giorno bisogna concludere con i trasferimenti, entro tale giorno con l'assegnazione provvisoria, entro tale giorno con tale operazione, eccetera, quindi rimanendo invariato il numero delle pratiche da istruire e diminuendo il personale sul quale
si può contare. Fatto questo, a E proposito, questo forse fa capire anche questo ai è un punto di telespettatori partenza, perché un punto di partenza molte questo denunce qui. che abbiamo avuto di disfunzioni in Certo. questi giorni. Ma ce ne sono. Un'altra è capitata stamattina nel corso delle convocazioni per l'assegnazione dei posti ai docenti dell'area scientifica del sostegno nel superiore, mi è stato segnalato, cercheremo di rimediare, ma sono cose che avvengono e avvengono dappertutto, per la verità, in misura minore o maggiore. Per la verità devo ringraziare anche il sindacalista Assalone, con il quale c'è un rapporto di positiva e costruttiva conflittualità, lui rappresenta gli interessi, ovviamente i diritti più che gli interessi dei suoi iscritti e in generale dei lavoratori della scuola, però lo fa con molta cortesia e con molto garbo, e gli devo riconoscere che l'altro giorno ha detto più o meno sul giornale la stessa cosa che ha detto lei, cioè ha preso atto di questa come dire, continua riduzione del personale nella nostra scuola. Allora, praticamente allo stato attuale noi credo che nel giro di un giorno o due completeremo il grosso delle assegnazioni degli incarichi annuali. Il grosso, rimarranno alcune classi di concorso della scuola superiore, ma purtroppo ahimè con poche disponibilità, per cui credo che nel giro di 4-5 giorni usciremo da un buon 90% di incarichi che dovremo dare. Abbiamo qualche ritardo sulle immissioni in ruolo, ma per motivi che è inutile che non sto a dire, per la complessità e macchinosità dei rapporti, perché da alcuni concorsi bisogna nominare da graduatori di Cosenza, altri da graduatori di Catanzaro, bisogna andare a reperire indirizzi di aventi titolo all'immissione in ruolo sulla base di un concorso e di una documentazione presentata per l'accesso a quel concorso addirittura nel 90. Per cui diventa difficilissimo a volte andare a Poi vorrei sentire anche Pino a trovare su questo. l'interessato. Quindi anche questo ci sta portando dei ritardi, ma parliamo di 10-20 missioni in ruolo da fare ancora. Questo è lo stato dell'arte in questo momento. Quindi... Il mio dramma è quello del personale ATA. Il dramma delle scuole è mio dramma anche indirettamente, perché io non so che risposte dare ai dirigenti scolastici quando mi dicono ho un plesso che non riesco ad aprire. Ed io mi sento impotente, drammaticamente in difficoltà nel dire purtroppo non posso creare i posti di, tra virgolette, bidello, come si chiamava una volta, tanto per far capire a qualche telespettatore che è lontano dalle terminologie del mondo della scuola. Questa situazione è drammatica, questa è veramente... E infatti questo lo dobbiamo anche approfondire appunto per far capire, perché magari anche ci sono genitori che dicono io non posso mandare mio figlio a scuola se non ci sono gli assistenti, se non ci sono i bidelli che danno una grossa mano anche a livello di tutela e sicurezza. Ma Pino, prima di addentrarci nelle questioni particolari nei dettagli di questo caos che è la scuola, vorrei chiedere, a livello regionale la situazione è anche lì, ovviamente Cosenza riflette quello che succede a livello regionale, abbiamo avuto questi maledetti tagli, si è allargato il bacino del precariato, ci sono degli spiragli, si può fare qualcosa per queste persone, sia a livello di docenti che di personale ATA, che da anni lavorano e si vedono dalla sera alla mattina senza un posto di lavoro? Allora, intanto grazie per l'invito, anche grazie al dottor Troccoli per il rapporto che abbiamo instaurato a livello di contrattazione in questo momento. Quindi c'è un buon rapporto, nel senso che ovviamente noi rivendichiamo sempre di più il nostro spazio di contrattazione, che non ci viene assolutamente negato, anzi in qualche circostanza viene sempre più, come dire, allargato. Ma detto questo bisogna partire da quello che è successo 3 anni fa, perché se non ci muoviamo da quella famigerata legge del 2008, la famosa 133, probabilmente oggi cominceremo a discutere di un altro problema all'interno della scuola. Guardate, si parla spesso in questi giorni, e lo stiamo sentendo, come dire, annunciare più volte questo default della Grecia, probabilmente anche dell'Italia. Io dico che siamo già al default scolastico della scuola pubblica in Italia, perché quello che noi registriamo a livello provinciale, ma questo poi a ricadute si ha anche la percezione di quello che c'è a livello regionale. Guarda, il dramma dei tagli ovviamente incide profondamente poi su alcuni aspetti fondamentali della vita scolastica in se stessa. Quando l'ispettore diceva che alcuni dirigenti, e ne abbiamo avuto contezza, prova
cartacea delle richieste che sono pervenute all'ufficio scolastico provinciale, nel momento in cui non si possono dare queste risposte, la risposta non è solo alla istituzione scolastica, ma la risposta in negativo in questo caso è nel diritto dell'alunno ad avere il minimo di garanzia giornaliera per poter frequentare decorosamente e tranquillamente il momento del vissuto scolastico. Perché i conti a tavolino, sulla carta è facile farli, poi dobbiamo vedere cosa c'è dietro questi numeri, Pino, perché sono stati tagliati questi posti, andava fatta una razionalizzazione, però ridurre la scuola con classi di 30-35 alunni, con carenza di personale, io non lo so se andiamo verso una scuola migliore come qualcuno pretende di rivendicare. Ma anche in questo rientra poi il tema della qualità della scuola. Al di là di quelle che sono le incombenze del personale ATA, quindi in questo caso non c'è solo mancanza di collaboratori scolastici, c'è mancanza di assistenti amministrativi, c'è mancanza di tecnici, quindi voglio dire, è poi un insieme di tutto questo che incide profondamente e in modo purtroppo negativo sulla qualità della scuola. Guardate, una domanda semplice e banale che l'uomo della strada dovrebbe porgersi oggi è questa: la scuola in questi 3 anni è migliorata o è peggiorata? Credo che una risposta molto razionale, senza condizionamenti di colorazione politica, credo che vada nella risposta, credo che abbia una risposta abbastanza secca: no, la scuola è peggiorata. Se poi teniamo conto che è stato, come dire, negato il diritto a molti ragazzi di poter accedere al proprio percorso scolastico, e noi ne abbiamo dovuto praticamente non licenziare quasi una quindicina di queste nuove istituzioni scolastiche, cioè studenti che avevano scelto un percorso scolastico, ma per via della normativa che come una spada di Damocle si abbatte anche sui numeri della composizione della classe, ovviamente c'è stato il rifiuto da parte dell'amministrazione provinciale, in questo caso da parte dell'ufficio preposto, a non poter proseguire e quindi dare, come dire, conseguenzialità a queste richieste, per cui molti di questi studenti o hanno dovuto cambiare il percorso scolastico scelto o sono dovuti come dire, sono andati ad affollare quelle famose classi pollaio di cui tanto si parla, e quindi avere un'organizzazione all'interno della classe che non dà la possibilità di gestire la normalità della quotidianità, intravedere eventualmente percorsi individualizzati per gli alunni più deboli, e questo ovviamente ricade sempre poi su chi nella scuola non ha poi tutti quei mezzi necessari per poter affrancarsi dalla penalizziamo vita. ovviamente sempre le fasce deboli che avrebbero più bisogno di istruzione, perché magari in una famiglia in cui ci sono gli strumenti culturali si tampona le carenze della scuola con il supporto di genitori, di parenti e quant'altro. In una famiglia disagiata e con pochi strumenti a disposizione, lì i bambini sono abbandonati a se stessi. Ecco, lei da dirigente, dovendo affrontare tutte queste questioni, che idea si è fatto della scuola? Perché Pino diceva, la scuola è peggiorata, è un dato oggettivo, perché è chiaro che non si potevano mantenere degli standard di spesa elevati, tutti siamo chiamati a fare sacrifici, ma nella scuola, chiedo a lei, dottor Troccoli, c'erano tutti questi sprechi e così con questa strategia li stiamo riducendo? Il problema è questo: noi abbiamo attraversato dei periodi di benessere eccessivo, direi, il cosiddetto periodo delle vacche grasse. La scuola è stata un ambiente, in senso lato, nel quale è stato facilissimo entrare, nel quale spesso si è spinto ad entrare quanto più è possibile, e c'è stata una dilatazione di organici e un sovraccarico di personale che in certi momenti ha sfiorato anche il ridicolo. Io ricordo
in seguito a un concorso nazionale del 1973, l'esito del quale portò alla nomina in ruolo di docenti di educazione tecnica, i quali andarono ad aggiungersi ad altri docenti titolari di educazione tecnica che erano stati messi in ruolo ope legis. Quindi avemmo un organico stracolmo, tant'è che verso la fine degli anni '80, se ricordo bene, venne creata, cioè si cercò uno stratagemma per impegnare nella scuola questo personale che non faceva niente perché non poteva fare niente. Ma si creava la figura dell'operatore tecnologico, dell'operatore psicopedagogico, eccetera. Da quel periodo naturalmente le cose sono invertite, nel senso che mentre prima era l'organico, le richieste di organico delle scuole che determinavano il budget degli insegnanti e del personale, siamo passati a una fase opposta, è il budget che determina gli organici. Per esempio, Cosenza, il budget degli insegnanti è di 9.720 circa docenti, con i quali bisogna far funzionare e far partire tutte le scuole. Ora, se anche Cosenza rientra nella statistica nazionale, secondo la quale per ogni classe c'è un numero medio di 22,5 alunni, teoricamente non dovremmo avere problemi. Invece che si verifica? Si verifica quello che dice a Salona da una parte, cioè che sono scuole periferiche, nelle quali ci sono alcune classi con 6, 7, 8 alunni, i quali vogliono frequentare quella scuola e magari nel loro paese, con diciamo così, un posizionamento di numeri che sono al di sotto del minimo per consentire l'istruzione della classe, sono numeri stabiliti da vecchi decreti che sono stati reiterati con qualche piccolo ritocco, e dall'altra parte abbiamo delle scuole con 31-32 alunni che non possono essere sdoppiate proprio perché il budget è quello e il numero delle classi bisogna per forza allora ci vuole un coraggio prima di tutto, ma io parto dal resistente, che non sto dicendo, a me non interessa, non faccio il discorso politico che dicono no, dobbiamo aumentare il budget, questo lo fa la politica, lo fa il sindacato. Io realisticamente dico, se le cose continuano così, se anche l'anno 21 sarà dato il budget 9.720 docenti per far camminare tutta la scuola della provincia di Cosenza, allora dobbiamo andare, non possiamo ripetere sempre lo stesso dramma o lo stesso melodramma, e dobbiamo cominciare a dire, allora le scuole che hanno 6, 7, 8 alunni in una prima classe non devono nemmeno essere proposte, perché io dico anche questo, è vero che da Oriola a Trebisacce c'è un sacco di spazio da percorrere, eccetera, però un alunno che lavora in una classe di una prima superiore con altri 4-5 compagni, quali stimolazioni, quali confronti, quali possibilità dà al docente di attivare delle metodologie didattiche alternative che non siano la monotona lezione frontale, ripetitiva e plurisecolarmente ferma agli stessi standard. In una classe di 20, 25, 26 alunni è possibile articolare delle attività, far crescere il confronto, l'emulazione, la socializzazione. È anche più difficile in una classe di 22, ma noi arriviamo anche a 30 studenti, riuscire a fare delle cose, visto che la gestione delle persone diventa difficilissima, quindi si corre anche lì il rischio poi di limitarsi a fare, certo ci può essere più competizione, ma ci può essere anche... se noi ci fermiamo al numero medio di 22 alunni, bene, se avessimo tutto diciamo, svolto su questo, ma se non sono 22 sono 25, io preferirei mandare mio figlio in una classe con 25 alunni anziché in una classe con 4, 5 o 6. Bisogna trovare, però bisogna tener conto anche delle condizioni e allora, morfologiche esattamente, di questa regione. Sono d'accordissimo. Allora, se le cose stanno in questa maniera e noi le lasciamo così come sono, noi avremo l'anno 21 fra 2 anni, o fra 3 anni, fin quando, ripeto, non verrà invertito questo rapporto budget che determina l'organico e non viceversa, avremo sempre le stesse situazioni, avremo sempre le stesse proteste, sempre gli stessi drammi. Ora il problema si affronta non solo con l'intervento delle strutture amministrative del Ministero della Pubblica Istruzione, ma ci vuole un intervento concertato con gli enti locali pure. Ora l'attivazione di trasporti che possa consentire agli alunni che si trovano 7, 8, 10 in prima, che poi diventano 3 o 4 in quarta e in quinta. Quest'anno hanno fatto esame di maturità, classi con 8 alunni, classi quinte con 8 alunni. Bene, una commissione in 2 giorni ha spazzato tutto. Quindi
e l'intervento dell'ente locale è necessario anche sui plessi, perché ripeto, se le cose rimangono così a Salone, se i collaboratori scolastici saranno questi, l'anno 21 continueremo ad avere Ci plessi ritroveremo. che sono in difficoltà, saranno in difficoltà e Però chiederanno nuovi interventi. lei Se gli enti giustamente- locali, perciò dico l'azione deve essere sinergica. Sinergica, gli enti Se gli locali enti locali cominciano a dire devono se abbiamo collaborare. 8 plessi, vediamo di unificarli, di formarne 3, 4, 5, in modo che tra i tanti altri risultati potrà essere anche questo, che con il personale disponibile si potrà sopperire in potrà parte. fare. Però alla- io vorrei anche chiedere ad Assalone, sì, gli enti locali devono anche collaborare, Con quali però fondi, sappiamo pure con che gli quali enti fondi? locali sono stati proprio veramente penalizzati al massimo con tagli e controtagli. Lei è sindaco, mi pare. No, no. stata sindaco Ah, ecco, vabbè, e quindi c'è conosciamo in le mezzo, difficoltà. Allora, agli enti locali, perché poi c'è questo scaricabarile, dottor Troccoli, io non voglio tirarla sul lato politico, assolutamente, noi qui stiamo parlando dei problemi della scuola, però c'è un dato, se gli enti locali sono messi in croce non possono garantire ad esempio il trasporto, anche per portare gli studenti, oppure chiedono di aumentare il ticket che già mensa. pagano alle famiglie, mettere in sicurezza le scuole, chi è più fortunato riesce ad avere, ma poi qui si apre tutta la partita di alcune anomalie con scuole nuove che non vengono aperte, scuole, abbiamo visto nella provincia di Vibo, e scuole magari non idonee che vengono lasciate utilizzate. Allora, sì, bisogna fare questo, ma se ne esce solo con questo, oppure c'è la speranza, come diceva il dottor Troccoli, di avere un'inversione nei parametri, perché se è il budget che determina, poi qui noi ci possiamo dire tutte le cose belle che vogliamo, ma non troviamo e non diamo risposte. Allora, intanto ritengo che per argomentare sul tema della scuola e dell'istruzione da qui a 15 anni bisogna necessariamente sedersi intorno a un tavolo e capire dove la scuola sta andando e dove dovrà andare. Se noi perdiamo di vista questa visione della scuola, probabilmente noi agiremo con l'accetta in ogni momento. Per cui sarebbe necessario, secondo me, che attraverso appunto un tavolo concertativo si comincia a capire effettivamente se ancora la scuola rappresenta un valore sociale all'interno di un'economia globalizzata, di un sistema che probabilmente nella scuola non crede più, e se non crede più proprio nella scuola pubblica o magari crede più in una scuola privata. Dobbiamo cominciare a capire anche questo. Ieri il Cardinal Bagnasco nella sua relazione ha detto una cosa, che la scuola, l'istruzione in Italia si salva se si daranno più fondi alla scuola cattolica. Ognuno tira... Ognuno pare che tira, al suo mulino, come dire, diciamo. al proprio mulino tira un po' di acqua. In questo Però in caso. uno Stato laico la Noi- scuola pubblica deve noi essere... diciamo che invece la scuola il deve essere laica, centrale. pubblica, quella sancita dalla Costituzione, Certo, poi per ben cui ci vengano possono le essere scuole anche private, dei percorsi assolutamente. alternativi alla scuola pubblica, però abbandonare la scuola Assolutamente, sì. pubblica per privilegiare dei percorsi di istruzione che non siano quelli laici, almeno dal nostro punto di vista non è, come dire, una soluzione plausibile. Però c'è da dire una cosa. In tema di esubero dei docenti, c'è una leggenda metropolitana che noi rincorriamo spesso e che all'opportunità mettiamo sempre in evidenza dicendo che in Italia ci sono molto più docenti rispetto al numero degli alunni. Io vorrei sfatare questo assunto, perché non è così. La media europea per quanto riguarda gli alunni, per quanto riguarda il numero dei docenti, si basa senza due figure che all'interno del sistema scolastico esistono, ovvero sia i docenti di religione e i docenti di sostegno, che sono sostanzialmente nelle altre nazioni, sono, come dire, vengono determinati dalle varie appartenenze ministeriali, per cui per quanto riguarda il docente di sostegno c'è il Ministro della Sanità e quindi paga direttamente anche il docente,
e il docente di religione viene pagato poi attraverso le quote della Chiesa di quella nazione. Quindi il numero dei docenti in Italia rispetto al numero dei docenti delle altre nazioni è quasi in equilibrio, cioè le due pesature sono più o meno uguali. Ma guardate, Abbiamo la pubblicità, Pino. Dammi un flash, No, perché se siamo sulla media più o meno, siamo sulla media e quindi questo ritornello che non è vero questo. non è così, perché No, però vengono il dato che ho vengono fornito io conteggiati. prima è un dato storico. È un dato Quello storico, però è un dato. Abbiamo è anche le DOA e è le un DOP. dato, ispettore, che noi DOA e dobbiamo, DOP. come dire, collocarlo anche in base alla popolazione scolastica che avevamo in quei periodi. Avevamo una popolazione scolastica sempre più in crescendo, avevamo, come dire, risorse sempre più, come dire, fresche che si potevano immettere abbiamo parlato nel mondo della della stagione delle scuola. vacche C'era grasse. chi credeva nell'istruzione pubblica, c'era chi credeva in un processo di, come dire, di riqualificazione del sistema scolastico in Italia, per cui, come dire, si investiva Mi devo più fermare. su quell'indirizzo che non su altri indirizzi. La CGIL ovviamente ha sfatato il mito della scuola come serbatoio di assistenzialismo e di parcheggio per tanti insegnanti. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, poi vediamo subito dopo la pubblicità cosa ne pensa il dottor Troccoli. Eccoci qui dopo la pubblicità. Allora, la scuola sta vivendo un momento difficilissimo, tutti d'accordo. Le difficoltà che noi registriamo a livello locale, qui abbiamo il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, il dottor Troccoli, le difficoltà sono conseguenza della riforma, dei tagli, di una nuova visione della scuola che ha portato a queste determinazioni e con Assalone abbiamo anche discusso di questo nuovo contesto, perché non è vero che ci siano molti insegnanti in più, prima c'era una situazione diversa, oggi ce n'è un'altra, siamo in media con gli stati europei, forse non a livello di sicuramente di stipendio, di cui parleremo dopo, perché quello... Siamo gli ultimi. Allora, dottor Troccoli, lei ha portato l'esempio, dice c'è stata una fase in cui nella scuola si è esagerato enormemente. Adesso però scontiamo, come scontiamo più o meno su tanti così. altri Più o meno fronti. è così. Però con la scuola bisogna stare attenti, perché lì c'è di mezzo l'educazione delle generazioni future e poi la scuola è la base fondante della società. Se la penalizziamo, se a scuola già i ragazzi sono molto cambiati rispetto al passato e quindi è più difficile educarli a certi valori, se la scuola vive anche queste difficoltà economiche, organizzative, logistiche, funzionali, che cosa possiamo dire e aspettarci? Io ribadisco che fino a una 10-15 anni fa c'è stato un periodo di ingresso facile nella scuola, al di là anche di parametri e di vincoli. Mi pare, lo riferisco con beneficio di Vendario, che nel 2000 un ministro, o 1999, disse ci sono 100.000 teste da tagliare. E nel 2000 venne approvata una legge di riforma della scuola secondaria di secondo grado che riduceva di un'annualità tutto il percorso scolastico del ciclo secondario, cioè anziché 8 anni, 7 anni, il che avrebbe comportato per esempio l'eliminazione così secca di un 60.000 posti di docenti rispetto ai parametri di allora. È una sofferenza che c'è sempre stata questa qui, proprio perché, ripeto, ma il problema per me non è tanto quello del numero, possiamo essere d'accordo su tutto, hanno tagliato poco, hanno tagliato molto, bisognava tagliare, non bisognava tagliare. Il problema grosso della scuola è della qualità del servizio che si offre
è della qualità del personale insegnante che entra nella scuola. Ora, possiamo dire che anche le procedure concorsuali possono avere delle pecche, ce l'hanno senz'altro come si vuole, ma non è possibile che nella scuola si entra con una domandina. Una volta che ci si è laureati si fa una domanda, si va in graduatoria con 0,5 punti in più, magari uno che con la scuola verso la scuola non ha nessuna vocazione o non ha nessuna attitudine per la scuola, scavalca un ottimo docente. Il vero problema è che nella scuola ci sono, al di là dei stipendi bassi, eccetera, ci sono per fortuna docenti che lavorano seriamente, lavorano con impegno, sono colti, sono preparati, probabilmente perché hanno acquisito per conto loro, per volontà loro, per impulso interno, una preparazione che riversano. Nella scuola ci vorrebbe il test psicoattitudinale per entrare. Io sono molto drastica, non so se qualcuno condivide, perché andare a gestire i cervelli potrebbe bambini. Quello dei concorsi per dirigenti. Anche quello. Sì, anche per ma quello per carità, vorrebbe. però Anche per il quello. docente che prende un bambino piccolo e lo deve plasmare, deve anche avere un'attitudine, Certo. perché altrimenti se lo vede solo come lavoro. Certo, e il punto fondamentale è questo. Grazie a Dio ci sono, è la maggior parte dei docenti, però questi hanno bisogno anche di una differenziazione stipendiale. Ecco, e Cioè quindi noi dobbiamo puntare alla valorizzazione del merito, perché non è di possibile merito oggi ci nella starebbe scuola, benissimo. oggi è possibile che uno entra nella scuola a 25 anni con un incarico a tempo determinato, indeterminato, eccetera, eccetera, e per 30 anni o 40 anni insegni sempre le stesse cose alla stessa maniera, rispetto a un insegnante che si aggiorna, che studia, che segue corsi, che progredisce culturalmente, che si sa adattare a quelle che sono le esigenze dei singoli alunni della classe, hanno lo stesso stipendio, la stessa carriera. Questo è un Quindi va rivisto punto questo che va sistema, scardinato, forse, più. E devo dire la verità, il ministro Berlinguer ci aveva provato, aveva più o meno individuato un meccanismo farraginoso. Io l'avevo studiato perché era quello il momento in cui potevamo intervenire noi all'esterno per le commissioni, era farraginoso, però il principio era sacrosanto. Ora hanno buttato, come ha detto qualcuno, l'acqua col bambino, cioè hanno fatto dimettere un ministro perché si era permesso di dire nella scuola bisogna fare i concorsi interni per progredire stipendialmente. Allora se abbiamo insegnanti motivati che studiano, che vengono retribuiti in base al loro merito personale, individuale, verificato e accertato in maniera oggettiva, quel che rimane, voglio mettermi nella mente di Assolone, quel che rimane della scuola pubblica sarà comunque sempre eccellente. Sicuramente. Allora questo mi sembra una buona risposta, ma torniamo ai problemi. Non sei d'accordo, Pino, di questi criteri? Come dire, il Ministro ci ha provato anche adesso con questa premialità nei confronti dei docenti. È stata un'uscita che non ha sortito grandi entusiasmi tra coloro i quali erano destinatari di queste premialità. Addirittura in molte parti d'Italia dove c'era questa indicazione i docenti si sono rifiutati. Guardate, noi riteniamo che all'interno della scuola bisogna creare delle aspettative, ma soprattutto delle aspettative non solo economiche, che quelle si generano secondo me attraverso i contratti nazionali e tutto quello che può implementare eventualmente lo stipendio dei docenti e del personale in generale della scuola. Però io ritengo che bisogna partire da una valutazione sulla formazione dei docenti, ma non tanto una formazione in ingresso che è fondamentale, ma una formazione in itinere, in progress. Guardate, noi avremmo voluto che in questi 3 anni il Ministro si fosse occupato di questo aspetto, che è la formazione, che è la cosa fondamentale per incentivare, motivare, stimolare gli studenti a una crescita attraverso la quale affrontare il futuro di questo Paese, il futuro del domani. Ma evidentemente il Ministro, insieme a qualche altro Ministro, il Governo ha deciso di azionare una sciabolata su quello che era poi il modello e il fiore all'occhiello della scuola in Italia. Era stata la scuola primaria, invidiata da tutto il mondo, copiata da gran parte dei paesi anche asiatici. Ebbene il Ministro decide tout court che il maestro unico sia la personificazione della salvazione della scuola primaria in Italia. Abbiamo visto che
in tanti anni di pedagogia, di psicologia, avevano creato le condizioni per far sì che il modello scolastico della scuola primaria in Italia fosse, come dire, esempio non solo per la scuola italiana, ma fosse un esempio in questo caso da esportare. Probabilmente tutte queste riforme, questi cambiamenti in corsa destabilizzano e disorientano anche il personale docente. Ora c'è una parte magari che non rende come in ogni settore, però io mi immagino un insegnante che si deve abituare continuamente a rimodulare il proprio metodo di insegnamento didattico alla luce di queste norme, di queste disposizioni che cambiano senza avere poi una visione. Avevamo anche voglio dire, il modello scolastico che si sta, come dire, definendo per quanto riguarda gli istituti tecnici e gli istituti professionali. Ebbene, noi avevamo un monte ore di 36 ore settimanali, sono state ridotte a 32 ore settimanali e inevitabilmente si verifica quello che diceva il dirigente. In questo caso abbiamo esubero per quanto riguarda alcune classi di concorso. Non c'è più il tempo prolungato, che è stato un'altra di quelle grandi conquiste della pedagogia italiana, non c'è più il tempo pieno per quanto riguarda le scuole elementari, solo eventualmente su richiesta dei genitori, ma poi ci devono essere quelle condizioni di garanzia perché quel tempo pieno possa avere la sua efficacia, possa avere la sua istituzionalizzazione, perché in questo caso devono intervenire gli enti locali. Come sappiamo gli enti locali non hanno le risorse finanziarie per poter, come dire, aprire questi spazi e allora è un cane che poi alla fine si morde la coda. Io vorrei tornare sui problemi, diciamo, concreti. Poi su quello un flash che dovevo fare all'inizio. Sì, perché dobbiamo tornare sul contingente. Allora, la situazione nella provincia di Cosenza, lei ha detto adesso dovremmo arrivare tra qualche giorno a completare, a definire il quadro. C'è il problema del personale ATA, se voi non avete la disponibilità non si può assumere, lì non si può fare niente, bisogna adattarsi, le scuole si devono adeguare, quindi anche qui sacrifici. C'è il problema degli insegnanti, quindi accorpamenti di classe, quello che si riesce a fare per poter poi far funzionare questo sistema scuola. E poi ci sono anche le difficoltà, ad esempio di certi passaggi, pensiamo all'utilizzo non sempre corretto della 104 con cui dovete fare i conti. Anche questo vi ha creato disagi, vi crea disagi, c'è un'inchiesta in corso a Cosenza da parte della Procura, ma questo immagino che ogni volta che si fanno le graduatorie, dottor Troccoli, bisogna anche tenere conto di questo e quindi incastrare i tasselli diventa più difficile. Ovviamente la sofferenza c'è, come ho detto all'inizio, non so come se ne possa uscire, ripeto. Se uno non ha gli strumenti non può improvviso dei consigli che mi vengono là per là, cerco di mettermi nei panni del dirigente che ha appunto tutti questi plessi sparsi sul territorio e non ha il numero delle personale scolare, perché a Salone lo sa, il calcolo dei collaboratori scolastici viene fatto sul numero complessivo degli alunni iscritti in quella scuola come istituzione, non sulla base del numero dei plessi. Allora, chi ha tutti gli alunni concentrati ha un buon numero di bidelli, chi ce l'ha sparsi ha questi drammi. E quindi a volte suggerisco qualche cosa, ma è estemporaneo. È chiaro, prima la 104, l'uso della 104, anche quello è un momento di difficoltà, perché praticamente c'è un uso spropositato, secondo me spropositato, insomma, proprio dal punto di vista numerico, l'incidenza di questo il problema è esasperato, guardi, esasperato. Uno dei più alti d'Italia. Noi italiani siamo capaci di fare le leggi più belle. Per me quella 104 è una legge stupenda, una legge di civiltà, però dopo siamo così in grado di andare a trovare delle pieghe nelle quali insinuarci per trarre benefici personali che credo al mondo non ci sia nessun popolo in grado di fare questo. Questo crea problemi enormi, cioè non è possibile che una professoressa di lettera l'anno scorso, una sessantenne che doveva andare in pensione, nella graduatoria di istituto con 5 altre colleghe si è trovata all'ultimo posto ed è dovuta andare via
a fare 30 km perché tutte le altre 4, giovani, giovanili, giovanissime forse, avevano il beneficio della 104 e questo non è possibile. Poi le dirò che non è neanche, alcuni sono imprudenti, alcuni di questi insegnanti, perché quando si fanno fare la 104, uso questo brutto termine grammaticale, no? Si fanno fare la 104, si fanno mettere turbe psichiche, non sanno che possono andare incontro a qualcosa di rischioso, È incompatibile con l'insegnamento. Mi fermo qua, di rischioso, pur di avere benefici. Stiamo a una lotta tra poveri, una lotta tra poveri con strumenti un po' poco chiari, poco lucidi. Ma questo crea molti problemi. Questo ritarda anche il fatto nella definizione anche degli incarichi. Lei ha detto noi abbiamo una tempistica inesorabile, però non si può partire prima. Che cosa succede? Ci sono queste cose da tenere in conto per cui non si può arrivare all'inizio dell'anno con un quadro chiaro? No, ma non ci arriviamo perché, anche perché quando si vanno a fare le nomine, quando si vanno a fare i movimenti, i trasferimenti, ci sono tanti casi particolari singoli nei quali opera la 104 personale o la 104 del familiare che colloca in posizione di benefici diversi i vari aspiranti ai movimenti o alle nomine, che costringono l'ufficio ad andare a fare effettivamente delle opere di ermeneutica giuridica per capire, cercare di capire quella singola posizione in quale comma dell'ordinanza va inserita o meno. Quindi siamo proprio in una situazione assurda. Ora, per tornare al discorso di carattere generale, la scuola italiana sconta come dire, un peccato originale. Il peccato originale è quello della mancata aggressione univoca e globale ai processi di riforma della scuola stessa, che dal 1950-60 non sono mai avvenuti in maniera appunto coordinata su tutti i segmenti della formazione, bensì sono avuti per tratti. Quindi noi ci troviamo oggi ad avere una riforma della scuola secondaria di secondo grado, che può essere criticata, può essere apprezzata, ma perlomeno è una riforma complessiva di tutto la scuola secondaria di secondo grado. Bene, ci presenta un quadro completo che è possibile accettare in toto, criticare in toto, accettare in parte, criticare in parte, perché il quadro è delineato, bene, con i giudizi di merito che ognuno si sente di dare. Però una riforma del genere giunge a distanza di molti anni da un'altra riforma della scuola precedente, della scuola secondaria di primo grado, fatta sia l'uno che l'altro da ministri diversi, anche se magari dalla stessa parte politica, ma con visioni personali diverse, che possono creare delle discrasie, per non dire tutto quello che è avuto. La scuola elementare riformata nel 90, con i moduli, adesso è stata riformata nuovamente per conto suo, riformata nel 90 dopo 20 anni ed oltre dalla riforma della scuola media, quindi è tutta una serie di interventi parziali che è chiaro che portano delle discrasie. Devo però dire che la scuola primaria, per fortuna la scuola elementare, continua ad essere il fiore all'occhiello della scuola italiana, è quella che rende meglio in tutte le rilevazioni internazionali, già a partire dal 1975, le prime internazionali dell'IEA, International Evaluation, eccetera, insomma l'acronimo inglese, dal 75 la scuola elementare è stata quella che si è posta meglio in Italia e quella che continua a rendere meglio nelle ultime valutazioni, con maestro unico o con moduli, insomma è andata sempre meglio. Ci sarà un motivo, ci sarà, è inutile come diciamo, ma se un motivo ci sarà, dipende secondo me dalla formazione degli insegnanti. Il vecchio istituto magistrale è stata una scuola che ha dato qualcosa ai maestri italiani e alle scuole italiane, e lo vediamo in queste conseguenze che ancora positive. Che ancora regge. A Salone, allora, adesso come si fa a dare risposta, perché noi continuiamo a vedere la protesta, i precari, a parte il fatto che insegnanti o personale ATA che dopo 20 anni di lavoro si ritrovano ancora precari e addirittura con la prospettiva della disoccupazione, insomma è gravissimo. Cosa può fare il sindacato? Anche i numeri ci danno la possibilità di capire la dimensione del problema. L'anno scorso hanno avuto l'incarico 350-370 tra collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici. Quest'anno
sono stati 220. Nonostante ci sia stato un gettito grosso di immissioni in ruolo, ma questo noi lo sappiamo che non determina, cioè l'immissione in ruolo non determina poi più posti di lavoro. Siamo con una sofferenza di circa 130 unità rispetto all'anno scorso, per non parlare del 2008 dove erano 600 le persone che avevano la possibilità di un incarico annuale. Quindi capiamo bene che cosa è successo in questi 3 anni, perché far passare tutto come se non fosse accaduto nulla non rende giustizia su quanti in questo momento stanno gridando alle istituzioni per quantomeno risolvere un problema esistenziale. Noi abbiamo già avviato un percorso istituzionale attraverso la provincia con il Presidente Oliverio, dove ha convocato anche tutti i sindaci della provincia interessati in quella operazione di richiesta che avevano avanzato i dirigenti scolastici presso l'ufficio scolastico provinciale. Siamo intervenuti con il prefetto, abbiamo avuto un incontro con Caligiuri, stamattina c'è stata una protesta della FLCGIL a livello regionale, 2 delegazioni sono state ricevute dal dottor Mirarchi e dall'assessore regionale Caligiuri, si sono incrociati alcune prospettive. Ovviamente la politica è, come dire, il terminale in questa fase dove deve decidere se vuole ancora bene alla scuola calabrese oppure dobbiamo rimanere sempre lì, bisogna arrivare sempre dopo battaglie e lotte ad arrivare ad ottenere qualche briciola. Diventa una questione politica, perché è solo la politica che può derimere le questioni da questo punto di vista. Noi ce la stiamo mettendo tutta, sollevando i problemi, innescando quei processi che alla fine dovrebbero in qualche modo far scaturire qualche cosa. Perché io ritengo che l'insensibilità di fronte a chi viene negato il diritto non solo a lavorare, ma il diritto ad avere una scuola decorosa e dignitosa come c'è dal nord forse a metà dell'Italia, credo che anche noi come meridionali meritiamo una scuola che deve essere una scuola di Lì si pone il problema e quello deve essere un problema forte. Io lancerei una proposta di una scuola meridionale, va bene, di un progetto scolastico meridionale che si faccia carico di tutte quelle che sono le discrasie all'interno del sistema scolastico meridionale, ma che dia la prospettiva di una scuola di avanguardia, di qualità, altrimenti noi siamo già perdenti da questo penalizzati e siamo emarginati. Però c'è anche da dire che noi veniamo sempre accusati di non essere abbastanza capaci, di essere noi inefficienti rispetto magari alla gestione dei vari sistemi economici, scolastici, produttivi. Ci può essere una inefficienza fisiologica. Abbiamo visto anche la chiusura e addirittura una sorta di ostracismo verso gli insegnanti meridionali che vanno al nord, addirittura succede di tutto e di più. Io vorrei chiedere al dottor Troccoli se la scuola calabrese, la scuola cosentina, a livello di qualità è soddisfacente, se siamo in linea, perché abbiamo anche visto, assistito alla polemica quest'estate, è puntuale che qui i ragazzi prendono il massimo dei voti, però poi non sono preparati. Sentiamo sempre queste accuse che fanno anche male sulla nostra scuola. Noi ci vandavamo, noi meridionali, di essere quasi tutti laureati, di poter andare fuori, quindi la fuga dei cervelli, esportare competenze e professionalità, ma adesso ci distruggono anche questo. No, vabbè, il problema è che non dicono che la scuola meridionale sia meno valida degli altri o che i nostri giovani siano meno validi degli altri. Si regalano i voti, però hanno detto. E questo, allora, vediamo la statistica che dice, no, il dato. Da 3 anni la Calabria, per quanto riguarda gli esami di maturità, sforna un numero di 100 e lode superiore a quelli che vengono sfornati da Lombardia e Piemonte messi assieme. Cioè una regione di 2 milioni di abitanti, facciamo il confronto con gli alunni, confronto con
regione 8 e 4, 12 milioni di abitanti, abbiamo questo dato che si ripete da 3 anni. Anche quest'anno siamo andati un pochino al di sotto, 480 circa 100 e lode noi, 490 Lombardia e Piemonte messo assieme. È un numero. Che significa? Che sono bravi i nostri ragazzi, sono bravi i docenti oppure regaliamo i voti? No, è un numero. È un In numero 2 che, minuti perché siamo in chiusura. Sì, è un numero che ovviamente ha fatto scrivere ai grossi quotidiani Sì. la sorpresa del Corriere della Sera e di altri giornali. È un numero. Questo va detto. Però purtroppo ci sono le indagini OCSE che in 2 tornate hanno evidenziato il livello della scuola in Italia, in Europa e nei paesi OCSE, con una disaggregazione dei dati per aree geografiche che sono coerenti. Le scuole del sud in quegli items rispondono peggio delle scuole del centro e questa addirittura ancora di più rispetto alle scuole del nord. Cioè se estrapolassimo i dati delle scuole meridionali da quelle dell'Italia, l'Italia sarebbe più o meno sulla media europea, siamo noi che facciamo passare. E allora questo Quindi da qualche cosa qualche dalla cosa, politica? no, mi permetto di dire. Dall'organizzazione allora mi permetto di dire che su questi risultati incide anche il quadro sociale e socioculturale della nostra regione, cioè in altri termini affluiscono, per fortuna dico io, alle scuole anche figli di classi economicamente, quindi perché c'è una correlazione culturalmente deprivate, che inevitabilmente abbassano il livello e questo dimostra che la scuola non è stata capace di innalzare, di recuperare quel livello. Io faccio sempre l'esempio della curva di Gauss, cioè delle competenze che all'inizio nella scuola elementare sono distribuite in maniera casuale, i peggiori, quelli che stanno nella media e i migliori. Questa distribuzione è statistica. Se noi facciamo la stessa rilevazione alla fine del percorso della scuola secondaria di secondo grado, vediamo che la distribuzione è rimasta invariata. I peggiori della prima elementare sono rimasti i peggiori della quinta, i migliori sono i migliori. Quindi vuol dire che la scuola non ha agito nel recupero delle situazioni di svantaggio. Lo dobbiamo dire, siamo in chiusura proprio se dici un flash. Volevo aggiungere una cosa a quello che diceva l'ispettore. In questa campionatura non c'è solo la scuola pubblica, ci sono anche le scuole paritarie. Quindi probabilmente ci consola. Probabilmente qualche cosa statisticamente incidono molto poco, soprattutto allora, nel superiore. C'è anche questo. È il contesto questo socioculturale. È chiaro che c'è un contesto culturale, noi però probabilmente anche la qualità. un retroterra culturale. Ma ci sono anche al nord, scusa, anche al nord ci sono le scuole paritarie, no? Ho capito. È una variabile che incide poco. Incide forse da noi con qualche punto a sfavore delle zone meridionali. Però sicuramente qualcosa va fatto per migliorare anche la scuola. Ma non quello di tagliare sempre di più, di creare sempre più sperequazioni sociali. Sulla qualità della scuola bisogna insistere, ma noi insistiamo perché fare dei la scuola di qualità si costruisce investendo denaro. Se nella scuola di qualità non si investono soldi, noi avremo una scuola di frontiera. Bisogna investire, però io richiamo anche quello che ha detto il dottor Troccoli all'inizio, bisogna anche che ci sia la predisposizione da parte di chi fa il docente. Diciamo che bisogna motivarli i docenti. Bisogna trovare le strategie ci giuste sono delle per persone eroiche nella scuola, però ci sono anche persone che forse non sono del tutto adeguate. Antieroiche. Su questo ci fermiamo, grazie al dottor Luigi Troccoli che è il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Cosenza, grazie a Pino Assalone, responsabile provinciale della FLC CGL di Cosenza. Speriamo di poter tornare a parlare di scuola con qualche dato più confortante. Grazie a Katia Paese e a Rodolfo Magliocchi alle camere, grazie ad Enzo Leonetti in regia. Arrivederci.